500 manifestanti ci sono tutti i centri sociali del nord-est in Prato della Valle per contestare l'arrivo di Bolsonaro al Santo. Fin dal primo pomeriggio si percepiva alta la tensione. Il presidente del Brasile rappresenta tutto ciò contro cui loro si battono, le sue discusse scelte in tema di ambiente, le politiche di estrema destra, le sue posizioni contro gli omosessuali. Intorno alle 16 manifestanti si compattano cercando di entrare in via Belludi, la strada che porta al Santo. I reparti della polizia partono con la prima carica. Durante gli scontri una ragazza di 19 anni viene fermata dalla Digos. La ragazza con precedenti specifici viene rilasciata poche ore dopo, denunciata per resistenza pubblico ufficiale e travisamento. Dopo 2 cariche della polizia arrivano anche gli idranti per disperdere i manifestanti che, bagnati, improvvisano un breve corteo in città che si scioglierà in pochi minuti. In parte però riescono nel loro intento. La visita al Santo di Bolsonaro verrà posticipata alla sera quando le porte della Basilica si chiudono.